Buonasera amici di Calcio Napoli 24 e ben ritrovati al consueto appuntamento con The Cape. Buonasera da Ciro Novellino, al di là in cabina di regia c'è Emanuele Bernardo, sempre preciso e puntuale. Andiamo a fare un riassunto di tutte quelle che sono le notizie di oggi 27 dicembre 2022, sono le 18:10 in rigorosa diretta su Calcio Napoli 24. Oggi sono ripresi gli allenamenti dopo diversi giorni di riposo, ripresi gli allenamenti a Castelvolturno. Sirigu torna in gruppo, le ultime anche su Demme. Andiamo a vedere, dopo la sosta natalizia, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center, si prepara la sfida contro l'Inter del 4 gennaio, 16ª giornata di campionato, alle ore 20:45 il fischio d'inizio. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra, successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto lavoro tecnico con le porte piccole. Il lavoro aerobico successivo è partita a campo ridotto. Sirigu ha svolto seduta con il gruppo, lavoro differenziato sul campo 1 per Diego Demme. Quindi lavoro ancora differenziato per Demme, non invece per Salvatore Sirigu, che quindi torna a disposizione e svolge lavoro con il gruppo. Oggi è stata anche la giornata delle anticipazioni, o meglio di un'anticipazione in particolare, l'intervista che Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato ai microfoni di DAZN. Napoli per me è amore, Spalletti è speciale, scudetto, manca ancora tanto, Kvaradona è il soprannome che preferisco. E allora scendiamo nel dettaglio dell'anteprima di quelle che sono le dichiarazioni di Khvicha Kvaratskhelia. Da quando sono a Napoli di soprannomi me ne hanno dati tanti, però ovvio che il mio preferito è Kvaradona. Se c'è anche una sola piccola parte del nome, Maradona misto al tuo, impossibile non vivere un'emozione diversa. La città è fantastica con la sua bellezza e poi anche i napoletani sono delle persone eccezionali. Per me questa città vuol dire amore. Poi parla della trattativa, dice è durata tantissimo, circa 2 anni, ero molto contento che una squadra così grande fosse interessata a me, ero davvero felice e non vedevo l'ora di indossare la maglia del Napoli. Quando guardavo le loro partite pensavo che avrei potuto fare perfettamente parte della squadra, mi piaceva molto come giocavano. Fra Ronaldo e Messi è molto difficile scegliere, ma il mio idolo, dice, è Cristiano Ronaldo. Sono ancora molto lontano dal diventare uno dei più forti di tutti, ma farò il possibile per continuare a crescere. Con ogni calciatore ha un bellissimo rapporto, dice, facendo riferimento a Luciano Spalletti, è una persona molto aperta, per me è speciale. Poi dice giocare con Di Lorenzo è difficile perché lui è veramente un grande difensore. E poi sullo scudetto abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare tante partite. Per noi ogni partita è importante. Queste le anticipazioni dell'intervista che ha rilasciato appunto Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di DAZN. Ma un'altra intervista è stata rilasciata da un ex allenatore del Napoli, un allenatore molto importante, colui che all'ombra del Vesuvio ha portato tanti calciatori, vale a dire Pepe Reina, Albiol, José María Callejon, Gonzalo Higuaín. Di chi sto parlando? Semplicemente di lui, Rafa Benitez. Scudetto, Napoli ha quello che serve. Che fortuna allenare Insigne, Osimhen giocherebbe ovunque in Premier. Scendiamo nell'intervista, nel dettaglio dell'intervista rilasciata da Rafa Benitez ai microfoni della Repubblica. Dice, le piacerebbe più allenare Messi o Mbappé? Allenare i migliori è sempre una sfida, dovrei conoscerli, però di Messi un'idea me la sono fatta grazie al comune amico Mascherano, è incredibilmente una persona normale. Di Mbappé invece so poco. E tra gli italiani a Napoli ho avuto la fortuna di lavorare con Insigne, ero un fan di Pirlo, oggi mi piace Verratti, è intelligente, sa cosa fare. In questo Napoli c'è qualcosa della squadra del 2013-15, la mentalità, dice, anche in Champions non si accontenta di fare bella figura, vuole vincere, negli anni ha avuto ottimi allenatori e buoni calciatori. Vincerà lo scudetto? Non voglio passare per menagramo, evito di esprimermi, di certo a quello che serve, entusiasmo, qualità e approccio, e la sosta mondiale potrebbe giovare.
quali giocatori di questo Napoli sarebbero titolari in Premier, dice ne ha uno in ogni ruolo. Osimhen ad esempio giocherebbe pressoché ovunque. Milan, Juve, Inter, Atalanta, Roma e Lazio, quali sono le più pericolose per il Napoli? Dice Benitez, il Milan ha fatto un grande lavoro, la Juve non va mai data per vinta, l'Inter è ben attrezzata, ma l'unica vera rivale del Napoli è il Napoli. Queste le dichiarazioni di Rafa Benitez per quanto concerne appunto la stagione a tinte azzurre. Però è ovvio che in questo momento non si può non parlare, visto che comunque ci avviciniamo al 2 di gennaio e quindi all'ufficialità dell'apertura del calciomercato. Apriamo anche noi un'ampia pagina su The Cape di calciomercato, lo facciamo partendo da questa notizia riportata da Giovanni Scotto, collega del Roma. Kim non rinuncia alla clausola rescissoria controproposta del Napoli. L'obiettivo del Napoli è cancellare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, valida dal 1 al 15 luglio 2023, che grava sul contratto di Kim. Il Napoli vorrebbe prevenire il rischio di perdere Kim in estate in caso di maxi offerta dalla Premier League, ma secondo quanto riferisce Scotto, il club avrebbe ricevuto per ora una risposta negativa. Di positivo però c'è un'apertura sulla possibilità di modificare la clausola incrementando la cifra fino a 75 milioni di euro e scoraggiare così le pretendenti. Questa appunto la notizia che riguarda Kim Min-jae. Notizia che ovviamente fa riferimento ad un calciatore oggi nell'organico di Luciano Spalletti, un altro calciatore che è appunto nell'organico di Luciano Spalletti e del quale ovviamente si cerca di trovare la soluzione giusta per il rinnovo contrattuale, è Stanislav Lobotka. Dopo la firma aggiorni l'ufficialità, il motivo del ritardo lo rivela il Corriere dello Sport, perché Stanislav Lobotka ha coronato la bella parabola ascendente azzurra firmando il prolungamento di un contratto in scadenza nel 2025, quindi altri 2 anni di Napoli per lo slovacco sino al 30 giugno 2027, l'aggiunta di un'opzione fino al 2028, arrivando quindi, come detto, all'anno successivo. Aggiorni l'ufficialità dopo aver espletato il consueto iter burocratico. Però ovviamente si parla di Stanislav Lobotka, non si può non parlare del rinnovo di Victor Osimhen, perché, dice Gazzetta, si muove ADL in persona. La reazione dell'entourage. Andiamo a vedere ciò che riporta la Rosea di oggi su Victor Osimhen. De Laurentiis si sta dando da fare per rinnovare il contratto, l'attuale vincolo sino al 2025 tutelerebbe il club, ma lo stipendio da 4 milioni netti rischia di essere troppo basso per non indurre in tentazione il giocatore. La manovra del presidente è accorta, pare che abbia trovato terreno fertile nell'entourage di Victor. Ad agosto il prezzo di Victor appariva irrinunciabile, 100 milioni di euro, e c'è da credere che questa scintillante stagione porti ad alzare ulteriormente la quotazione in vista dell'estate. Quindi questo quello che concerne il mercato appunto del Napoli per quanto riguarda ovviamente i rinnovi contrattuali, ma è anche vero che il mercato non è soltanto rinnovi, anzi è fatto di notizie, è fatto di nuovi spunti che riguardano appunto il mercato stesso, e il riferimento fa sicuramente gola ai tifosi del Napoli. Perché Samardzic, Napoli ha già rifiutato Milan e Barcellona, e lui l'erede di Piotr Zelinski. Scendiamo nel dettaglio, andiamo a vedere questo ragazzone che appunto è oggi in forza all'Udinese, in cima alla lista dei desideri per il futuro del club azzurro che può andare a comprare il giovane talento dell'Udinese, soprattutto in caso di addio, come detto, di Piotr Zelinski. È tedesco, classe 2002, trequartista di grande fantasia e qualità, cresciuto nell'Hertha Berlino, dove ha fatto tutte le giovanili fino ad arrivare molto giovane già in prima squadra. A 17 anni Milan e Barcellona trattano di persona con lui e la sua famiglia, fino ad andare a casa del giocatore. Declina diverse appunto offerte, comunque ha già segnato quest'anno 3 gol, una anche al Maradona contro il Napoli, dove non ha mollato sul 3-1 a pochi minuti dalla fine. Altezza
1,84, a Udine sono sicuri che possa diventare il nuovo Rodrigo De Paul e rappresentare l'erede di Zelinski. È per questo che il Napoli ci pensa per sostituirlo a un giocatore che comunque fa già gol a tanti appunto club, ha soltanto 20 anni e sogna ovviamente di raggiungere palcoscenici importanti. Valore circa 25 milioni di euro, valutato così dal club friulano che potrebbe anche calare le pretese, inoltre ha uno stipendio di soli 400.000 euro a stagione. Quindi questo appunto è Samardzic, giocatore che tanto piace a Cristiano Giuntoli e non solo. Qualche giorno fa il Napoli ha affrontato il Lille, l'ha fatto allo stadio Diego Armando Maradona e tutti sappiamo che è finita male, 4-1 il punteggio, e in quella occasione il Napoli ha ammirato, i tifosi del Napoli hanno ammirato un calciatore che è Thiago Jaló. Il Napoli si muoverà sul mercato dei difensori a causa di Kim e di Juan Jesus. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport cosa dice. Dice che tra 6 mesi qualcosa in difesa dovrà pur comprare, perché Juan Jesus ne avrà 32 e su Kim si suppone potrà scatenarsi un'asta. Thiago Emanuel Embalo Jaló è un portoghese che è cresciuto in Italia, toccata e fuga nella primavera del Milan prima di essere infilato nella trattativa Leao, e in Francia con il Lille sta perseverando, 14 presenze e persino 2 gol. Questo appunto ciò che riguarda Thiago Jaló, il difensore dell'appunto Lille, che ha affrontato il Napoli proprio negli ultimi giorni, nell'ultima amichevole giocata il 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Nella giornata di oggi è venuto fuori anche un altro nome, ed è questo qua, Kvernatze. Dice il Corriere dello Sport vale 300.000 euro agli occhi di Giuntoli addosso. Nel dettaglio dice Gheorghi Kvernatze l'ha capito in fretta che sarebbe andato a finire così, un accostamento del genere, il Kvara che verrà, un fratellino vista la differenza di età, sta al Trelavi in Georgia, si indussia a sinistra per andare a chiudere col suo piede migliore, spacca le difese con accelerazioni improvvise, è un po' una sorta di fotocopia di Kvaratskhelia. Però Ciro Venerato ne ha parlato e voglio andarlo a riprendere, eccolo qui, la smentita di Ciro Venerato. Attualmente non c'è la volontà di portarlo in Italia, dice Ciro Venerato ai microfoni di One Football Club su One Station Radio. Dice è sicuramente un giocatore interessante, anche forte, però nonostante questo dice non c'è nulla ad oggi, non c'è l'idea di portarlo a Napoli o in Italia, attualmente manca la volontà. E Ciro Venerato, come avete visto, ha parlato anche di un altro aspetto che riguarda Khedira. Dice arriverà solo in un caso, quello dell'addio di Giovanni Simeone. Non credo, dice, che possa essere sostituto di Osimhen, potrebbe inserirlo in rosa se non dovessero arrivare offerte importanti, ma non penso che possa essere sostituto di Victor. Laddove dovesse arrivare una proposta per Simeone e dovesse prendere in considerazione l'idea di dire addio, allora Walid potrebbe essere ingaggiato per coprire il ruolo di riserva del nigeriano. Quindi questo è quello che riguarda appunto anche Khedira, Walid Khedira, che si è messo ancora di più in mostra nel mondiale qatariota con il Marocco. Repubblica parla di Demme Salernitana, occhio a possibili sorprese. Il problema però è sempre legato all'alto ingaggio di Diego Demme. Infatti dice la Repubblica, l'altra situazione da monitorare riguarda proprio Diego Demme, che ha giocato poco, 18 minuti, non esclude di partire a gennaio per trovare maggiore continuità. L'ipotesi salernitana non è decollata per l'ingaggio troppo alto dell'ex capitano dell'Ipsia, ma il mercato può riservare delle sorprese. Quindi questo quello che appunto riguarda Diego Demme. Però ha parlato anche Unai parla, dopo anche lui l'ottimo mondiale con il Marocco, dice mercato, sceglierò il nuovo club per un motivo preciso, campionato preferito, dico.
Andiamo a vedere l'edizione di Tutto Sport di oggi. È stato Langers a darmi possibilità di disputare il mondiale e mostrare le mie qualità nel mondo. Se non fossi stato titolare in un campionato come la Ligue 1 non avrei avuto la possibilità di giocare la Coppa del Mondo a 22 anni, ed è per questa ragione che considero il mio club come un passo molto importante della mia carriera. Ora sappiamo che ci sono molti club interessati, non sono chiamato a fare una scelta, dovrò prendere una decisione importante per la mia carriera e dovrò farlo in maniera corretta. Non sappiamo ancora cosa succederà, potrei firmare con il nuovo club e andare via subito, firmare e restare qui fino alla fine della stagione per dare una mano. Mi prenderò un po' di tempo prima di decidere, sono in continuo contatto con il presidente, prenderemo assieme la decisione giusta sia per me che per il club. Non ho un campionato favorito né una destinazione ideale, dunque dovunque andrò dovrò continuare a migliorare, ed è per questa ragione che sceglierò il club che mi convincerà di più sotto l'aspetto sportivo. Evidenzia ovviamente sotto l'aspetto sportivo una I. Però una I mi dà appunto la possibilità di tornare anche a parlare di rinnovi contrattuali in casa Napoli. Repubblica dice: rinnovo Zielinski, firma al ribasso, lascia Napoli. Ecco, questo è quello che dicevamo anche oggi durante CN24 Live. Il polacco sarà di fronte ad un bivio quest'estate, chiamato a un rinnovo a cifre più basse, contratto di 4,2 milioni che scade nel 2024, il tetto del Napoli è 3,5, oppure potrebbe concretizzarsi la cessione. In estate ha rifiutato il West Ham, si sta rilanciando con grandi prestazioni in maglia azzurra, potrebbe essere tentato dalla corte di una big al termine del campionato. Il direttore Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato, quindi questo quello che riguarda Piotr Zielinski. Nel frattempo Luciano Spalletti spera di ricevere il prestigioso premio, è nella top 15 in lizza appunto come appunto miglior allenatore, insieme a Ancelotti, Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Nagelsmann, Glasner, Mourinho, Junior, Brasil Ceará, ancora Felipe Scolari, Abel Ferreira, Ibarra, Regragui, Smetzer e Albert Riera. Questi sono gli allenatori in lizza per questo prestigioso appunto premio che riguarda anche Luciano Spalletti. Tour de Force Napoli. In 17 giorni ben 5 partite. Gli impegni degli azzurri, andiamo a vedere nel dettaglio del Corriere dello Sport, blocco granitico di incontri racchiusi nello spazio di 17 giorni dal 4 gennaio al 21 nell'ordine Inter, Samp, Juve, Cremonese in Coppa Italia e Salernitana. Dunque la ripresa con i nazionali rientrati, ovvero Lozano, Anghissà, Olivera, Zielinski e Kim. Rachmani continuerà a figurare fra gli osservati speciali in virtù della prolungata assenza dal campo. Kvaratskhelia, reduce dai problemi alla schiena, avrà tutto il tempo per ritrovare brillantezza e furore mostrati solo a sprazzi nelle ultime uscite. Questo quindi quello che riguarda il Corriere dello Sport e gli impegni appunto che il Napoli dovrà sostenere. Però ci sono notizie che riguardano per esempio anche Frattesi, perché su Frattesi del Sassuolo c'è la Roma. Non piace solo alla Roma, il club giallorosso ha in mano un asso importante, cioè avere il 30% sulla rivendita del giocatore, il che significa che comprandolo significherebbe avere uno sconto di quello importo. La valutazione che ne fa il Sassuolo non è inferiore ai 30 milioni di euro. Se Wijnaldum non darà garanzia di poter rientrare bene a fine mese, si potrebbe pensare a studiare una strategia che anticipi l'arrivo di Frattesi, tra l'altro seguito anche da Inter e Napoli. In chiusura vi invito ad andare su Calcionapoli 24 per un approfondimento a cura di Riccardo Catapano. Zielinski al bivio, il chiaro messaggio del Napoli ed il Piotr 2.0 come erede designato. Queste le notizie che vi proponiamo su calcionapoli24.it, ma non solo queste, tante altre le potete andare a leggere, a vedere sul nostro portale di riferimento calcionapoli24.it. Non mi resta che ringraziarvi, ricordarvi gli appuntamenti di domani dalle ore 9.30 la rassegna stampa con Vincenzo Credendino, dalle ore 12 ci sarà CN24 Live, ancora nel pomeriggio il filo diretto dalle 16 alle 17, alle ore 18 The Cape. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, da Ciro Novellino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!